benvenuti. Oggi è domenica 10 marzo 2024. Il sole sorge alle 6:19 e tramonta alle 18:02. La luna sorge alle 6:28 e cala alle 18:20. E oggi è la quarta domenica di Quaresima. Oggi è la giornata mondiale del sonno. Un evento che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un sonno buono e salutare per la nostra salute fisica e mentale soprattutto. Il sonno, infatti, è una funzione biologica fondamentale che influisce sull'umore, sulla memoria, sulla creatività e sulla produttività, ma anche sul sistema immunitario e sul metabolismo. Auguri a Sharon Stone, che compie 66 anni. Ha debuttato nel 1980 in Stardust Memories di Woody Allen, ma è stata la sua interpretazione di Catherine Trammell nel thriller erotico Basic Instinct a renderla una star internazionale. Nonostante le polemiche per le scene osé, ha ottenuto la sua unica nomination agli Oscar per il ruolo nel capolavoro Casino di Martin Scorsese. Ha ricevuto altre 3 nomination ai Golden Globe per i film Basta guardare il cielo, La dea del successo e la serie The Practice. Il calciatore Samuel Eto'o festeggia 43 anni. Ha vinto 4 volte il premio di calciatore africano dell'anno e nel 2007 è stato eletto il miglior calciatore africano. Ha giocato in grandi squadre come il Barcellona, l'Inter, il Chelsea, vincendo 3 Champions League. Un augurio a Chuck Norris, mitico attore e artista marziale che compie 84 anni. Ha dato vita a numerosi film d'azione negli anni 80. Nel 1990 ha fondato una nuova arte marziale, il Chan Kuk Do, e ha ottenuto la cintura nera di 8º grado di Taekwondo. Dal 1993 al 2001 ha interpretato il protagonista della serie Walker Texas Ranger, che lo ha reso popolare in tutto il mondo. Il 10 marzo del 1975 nasceva Radio Milano International, una delle prime emittenti italiane indipendenti. A fondarla Angelo Borra e i fratelli Cozzi. Fu Angelo Borra a procurarsi un trasmettitore militare e ad acquistare mixer e giradischi. I fratelli Cozzi, dopo aver convinto i genitori, ci misero la stanza. Era la loro camera da letto. Il progetto nacque così e crebbe presto, accogliendo tra i conduttori nomi destinati a diventare noti, come Claudio Cecchetto e Gerry Scotti. Vi siete mai chiesti se esiste un metodo scientifico per vincere alla lotteria? 2 matematici inglesi dicono di sì. Bastano 27 biglietti per avere almeno un ambo vincente. Il problema è che non è detto che il premio sia più alto del costo dei biglietti. Il loro calcolo si basa sulla Lotteria Nazionale del Regno Unito, dove si estraggono 6 numeri da 1 a 59 2 volte a settimana. Le combinazioni possibili sono oltre 45 milioni, ma si può vincere anche con terne, quaterne, cinquine e sestine. Il vero consiglio? Giocate responsabilmente. E ora sentiamo i consigli delle stelle attraverso le parole del nostro Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi novilunio e Mercurio salta in Ariete. Zodiacalmente si potrebbe definire una domenica bestiale. Ariete, arriva Mercurio nei vostri gradi, un Mercurio amico attivo, propositivo e che vi dà quella joie de vivre, quella verve che finalmente potete concedervi, perché adesso, credeteci, tutto è a posto. Toro, Mercurio che inizia a farsi pensieroso e a insinuare qualche dubbio nella vostra mente, probabilmente si elide proprio per evitare tutta una serie di discussioni che per adesso non sareste in grado di gestire al meglio. Gemelli, che bel risveglio oggi, buona domenica proprio a voi. Mercurio dopo tanto tempo torna a esservi amico ed è il primo dei pianeti che alleggerisce le quadrature dei pesci, ma proprio Mercurio è il vostro pianeta e quindi oggi una ritrovata forza sembra segnare l'inizio di una nuova disposizione d'animo da parte vostra. Cancro,
La Luna oggi si compie nuova in perfetto trigono e solidamente attaccata ad un Saturno che vuole consigliarvi sempre logica, solidità e soprattutto una lungimiranza del tempo e un'ambizione che vi renderà assolutamente vincenti. Beh, oggi è proprio il caso di formulare pensieri che mirino veramente a qualcosa di molto molto ambizioso. Leone. Allora, Mercurio è il primo pianeta in trigono dopo tanto tempo. Benissimo, ritorna la logica, l'intelletto, il dialogo e finalmente tutte quelle liti, contrasti e quelle differenze di opinioni che avete avuto negli ultimi settimane finalmente si ridimensionano. Bene, potrete godere quindi di una ritrovata vis comunicativa e un alleggerimento di cose, decisamente. Vergine, Mercurio, il vostro pianeta preferito, ha smesso di esservi nemico. Almeno qualcosa si semplifica finalmente, proprio perché almeno avete un nemico in meno, potete ricontare di nuovo sulla vostra capacità di analisi e razionalità e nei prossimi mesi andrà anche molto meglio di così. Coraggio e godetevi questa domenica, c'è un problema in meno. Bilancia, Mercurio entra in opposizione e quindi adesso dopo tante emozioni e dopo tanti amori che vanno e vengono, ora si deve un po' parlare concretamente di ciò che vi aspettate. Questo dipenderà molto dalla persona con cui avete a che fare, una buona riuscita ovviamente, però questo Mercurio vuole segnalarvi il fatto che non è necessario essere logorroici e ripetere allo stesso le cose che più di una volta avete ribadito. Scorpione, oggi perdete l'appoggio di Mercurio in trigono, Mercurio si trasferisce in Ariete e per un po' non comunicherà più, potreste avere l'impressione che si siano interrotti alcuni flussi molto importanti, abbiate l'abilità di riprenderli al momento opportuno. Sagittario, una bella notizia per voi, Mercurio entra in trigono e quindi diventa vostro amico e vi dà un sostegno, una logica, un amico, un'analisi, un buon consiglio che suona come un toccasana rispetto al bailam di eventi che vi hanno finora attraversato. Capricorno, Mercurio entra in quadratura e ora inizia qualche contrasto dopo un periodo talmente ricco e florido di tutto. Probabilmente Mercurio vuole semplicemente ricordarvi di non essere bruschi e di utilizzare la comunicazione in una maniera un pochino più aggraziata. Acquario, giornata oggi che prevede un Mercurio amico, torna attivo e torna a comunicare con i vostri gradi proprio perché è un Mercurio di sestile, tra l'altro in perfetta complicità con Plutone. Quindi cosa partorirà la vostra vulcanicamente con tutto questo estro, fantasia e soprattutto originalità in amore, giochi di fuoco. Pesci, giornata oggi che vi vede salutare l'amico Mercurio che se ne va dai vostri gradi e che entra finalmente in Ariete lasciandovi meno pensierosi e con delle notizie che vi hanno sicuramente confortato sia da un punto di vista pratico ma anche da un punto di vista affettivo. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Non solo poeta, Dante Alighieri durante la sua vita ebbe anche incarichi politici. Ma quando salirono al potere gli avversari, cioè i Guelfi Neri, il sommo poeta fu oggetto di persecuzione. Il 10 marzo del 1302 arrivò perentoria la condanna. Il resto è storia. Dante, bandito da Firenze, lasciò la città e non vi rimise mai più piede, morendo a Ravenna nel 1321. Oggi vi parliamo di un modo di dire molto comune: battere la fiacca. Allora, la prima ipotesi fa risalire questa espressione all'antica Grecia, dove i corridori della maratona si curavano le vesciche ai piedi, chiamate fiacche, battendole con rametti di ulivo. Quindi battere la fiacca significava prendersi una pausa per riposarsi e guarire. Ma c'è anche un'altra ipotesi che ci porta in Piemonte nel periodo della guerra contro gli austriaci. In questo caso battere significa suonare il tamburo, appunto lo strumento usato per comunicare gli ordini ai soldati.
Un giorno un gruppo di fanti piemontesi, stanchi di combattere, scherzarono dicendo di aver ricevuto l'ordine di oziare, cioè di battere la fiacca. L'espressione si diffuse poi tra i soldati di altre regioni e arrivò fino a noi. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Cosa aspettavano i seguaci di Fra Dolcino sul Monte Rubello nel 1306? Le profezie del loro maestro, che praticava una chiesa povera e una società egualitaria. Fra Dolcino era un ribelle, un eretico, un visionario. La chiesa lo condannò a morte e lo bruciò sul rogo insieme alla sua amata Margherita. Ma la sua memoria non si spense. Ancora oggi, ogni settembre, un gruppo di persone lo ricorda in un angolo sperduto del Piemonte. Fra Dolcino, il matto che sfidò la chiesa e il potere. Ci salutiamo con la frase del giorno. Per essere felici bisogna eliminare due cose: il timore di un male futuro e il ricordo di un male passato. Questo non ci riguarda più, quello non ci riguarda ancora. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi aspetto domani per altri consigli e curiosità col nostro almanacco.